La CGIL questa sera in piazza qui a Porta di Ponte per una manifestazione contro la violenza sulle donne. È il momento di prendere atto che la violenza contro le donne purtroppo sta assumendo caratteri non più tollerabili. Dobbiamo renderci conto tutti, nessuno escluso, che 105 donne ammazzate sono un prezzo impressionante. È arrivato il momento che le famiglie, le istituzioni, il governo in particolare faccia la sua parte. Le famiglie perché nessuno deve essere esente, ci sono certamente tante famiglie che non hanno di questi problemi, ma bisogna educare ognuno per la propria parte, tutti i nostri ragazzi a portare rispetto alle donne. Il governo deve rendersi conto che non è sufficiente la repressione, è un governo che pensa di risolvere tutti i problemi, e sono tanti, della nostra società con la repressione, invece bisogna fare prevenzione. Questo governo deve mettere a disposizione delle scuole i fondi per i professionisti capaci di insegnare la cultura del rispetto a tutti i nostri figli. Ecco, noi oggi siamo in piazza per fare proselitismo verso la città di Agrigento, verso gli agrigentini, così come in tutta Italia tante piazze stanno facendo la stessa cosa. C'è anche il coinvolgimento di alcuni studenti? Sì, le nostre responsabili dei dipartimenti, Caterina Sparacino con Maria Concetta Barba, hanno messo in campo una bella iniziativa coinvolgendo l'istituto Raffaello Politi. Abbiamo dei ragazzi magnifici, una ragazza che ha disegnato lo stemma di questa iniziativa e altre ragazze con altri ragazzi che reciteranno parti importanti per informare i cittadini di come smetterla con la violenza. Anche Alfio Mannino, segretario della CGIL Sicilia, ha voluto essere presente qui questa sera ad Agrigento per dire la sua anche contro questa giornata della violenza contro le donne. Ma assolutamente sì, perché tutto ciò che sta avvenendo, la violenza contro le donne, la violenza non solo fisica, naturalmente dà il segno e il senso di una società che si sta sempre più degradando. E dire no alla violenza alle donne significa anche provare a costruire un mondo del lavoro diverso, che gli dà più opportunità, che consente loro di poter lavorare avendo gli stessi diritti e le stesse opportunità degli uomini. E poi ciò che sta davvero accadendo, non più accettabili, tanti femminicidi che naturalmente parlano innanzitutto al genere maschile e che non può e non deve assolutamente continuare a fare quello che sta facendo sin qui. E quindi per questo la nostra testimonianza, non sono le donne che debbono parlare, siamo noi uomini che dobbiamo parlare e dobbiamo dire adesso basta. Parliamo di questa iniziativa oggi che vede coinvolti qui la CGIL ma anche i ragazzi dell'Istituto Politi. Sì, abbiamo voluto partecipare dando la nostra adesione anche come scuola, perché la sensibilizzazione che noi facciamo da anni rispetto a questo argomento oggi può e vuole trovare espressione nella sensibilità di queste ragazze e ragazzi che hanno avuto voglia di fare sentire la loro voce, perché ognuno di loro può fare la differenza. Sono Martina Siracusa e penso che questo sia un tema molto importante e molto ricorrente, quindi dobbiamo farci sentire e non stare in silenzio ma fare un gran rumore. Io sono Caterina Sparacino, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della CGIL. Oggi siamo qua perché è davvero intollerabile tutto quello che succede in Italia, perché dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per dire basta alla violenza contro le donne, perché 107 femminicidi dal 1° gennaio 2023 ad oggi non è davvero tollerabile. La CGIL oggi vuole dirlo e siamo qua in mezzo alla gente proprio per lanciare un segnale per far riflettere su quello che è la violenza contro le donne. Io sono Ludovica Catalano e oggi è la serata da cui deve partire il nostro motore di azione contro tutte quelle violenze che non è possibile continuare a vedere e a sentire. Sono Buscema Alfonso, vengo da Aragona e oggi siamo qui perché pensiamo che questo tema sia veramente un tema importante e che non si debba trascurare. La CGIL oggi vede in prima linea gli uomini dell'organizzazione sindacale perché
per lanciare questo forte messaggio che il problema della violenza contro le donne non sono le donne sono esclusivamente le vittime della violenza, il problema è degli uomini e sono gli uomini oggi in prima linea, gli uomini della CGIL a dire basta alla violenza contro le donne.